In seconda fila 9 Mocchidino, Giuseppe Tutino, 10 Nautilus Blitz, Mario Capanna, 11 Ivan Griff, Felice Facci. La macchina entra ora nella retta delle tribune. Stacco si avvantaggia Meriem, in poche battute Meriem prende l'iniziativa davanti a Nastro Nascente, Nylon Tab al largo, poi Nautilus Blitz filtrato bene alla seconda fila con al largo Morning S che ha in scia leader Bag, viaggia invece in terza ruota Nora Sprite, Plot 200 iniziale in 13,5, Nylon Tab si presenta su Meriem e passa dopo 3,50. Il completamento del quarto iniziale in 29 appena abbondante, risale all'esterno Noras Pride Plo. Ne rileva la scia Nastro Nascente, Noras Pride va ad incalzare Nylon Tab, in corda c'è Meriem, a largo Nastro Nascente, poi Nautilus Blitz, Morning AS all'esterno, terza ruota per leader Bag sulla retta opposta alle tribune, 45 appena abbondante per i primi 600 metri, Nylon Tab approda al paletto di metà gara in 1 minuto e 5 decimi, si va verso l'imbocco della curva. Numero 9 Mocchidino, squalificato. Nylon Tab al comando, Meriem di rincalzo, Nora Sprite al largo si porta appresso Nastro Nascente, leader Bag viaggia in terza ruota costante, poi Nautilus Blitz, Morning AS al largo, ancora allo steccato Ivan Griff, metà della curva conclusiva superata, il primo chilometro sul piede dell'1,15, poi 3/4 di miglio in 1,30, ingresso della retta di arrivo, Nylon Tab attaccato da Nora Sprite, di dentro Nastro Nascente, di dentro Meriem, al largo Nastro Nascente, in terza leader Bag, Nylon Tab al comando, Nora Sprite al largo, di dentro sempre Meriem, Nylon Tab che allunga e si avvantaggia, Meriem ora a destra libera e può scattare, interviene anche Nastro Nascente, le battute conclusive, Nylon Tab non si prende e vince davanti a Ivan Griff che filtrando per le vie brevi fa sua la seconda moneta, il terzo potrebbe essere per Nastro Nascente, ma attenzione perché qui potrei anche sbagliarmi, ho bisogno di rivedere le battute conclusive. Allora il successo per Nylon Tab, 1,59 appena abbondante sul mio cronometro, quindi media intorno all'1,14,5, il secondo per Ivan Griff filtrato lungo la corda, il terzo per probabilmente Meriem, è riuscita a salvarsi da Nastro Nascente, arrivo stretto, forse Meriem ancora terza su Nastro Nascente, il successo per Nylon Tab, il raddoppio per Manuele Matteini, stavolta i colori sono della scuderia Le Badie, la quota al totalizzatore 1,94, il tempo al chilometro intorno all'1,14,5.